Sicurezza e partecipazione, il progetto voluto dal COBIS e realizzato in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, sta proseguendo la sua attività sul territorio. Oggi è stato presentato all'ASL 10, che è quella del Veneto orientale, che riguarda San Donà, Portogruaro, tutta questa zona, dove le imprese artigiane negli ultimi anni hanno visto calare molto i loro infortuni, il 50% quasi, passando da oltre 2000 a poco più di 1000 dal 2008 ad oggi, e soprattutto nell'ultimo anno, nel 2014, il calo è stato di oltre il 12%, quasi doppio rispetto a quello medio regionale. Quindi un'azione del COBIS già importante, che oggi migliora con questa iniziativa di formazione e prevenzione, che coinvolgerà non solo le imprese, il COBIS, quindi le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali dell'artigianato, ma anche lo SPISAL e la ASL 10, che daranno una mano per coinvolgere le imprese e migliorare la funzione della sicurezza nei comportamenti. È una collaborazione importantissima che noi abbiamo già sviluppato negli anni scorsi, che ha portato con le associazioni di categoria, con l'università, e ha portato risultati veramente importanti, perché la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è stata reale, è stata molto forte, molto positiva nel nostro territorio. Dobbiamo continuare soprattutto con l'attività di formazione e di informazione, soprattutto in quelle imprese più piccole, dove la sicurezza spesso è vista come un onere burocratico, un appesantimento, e invece deve essere portata ad un livello diverso, quello della consapevolezza che in questa società in cui l'impresa veramente deve essere sana, forte per affrontare le sfide importanti, ha bisogno che infortuni non ne avvengano più. Questo quindi il nostro SPISAL si pone non solo come mero organo di controllo, di vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori, ma come organo che informa, che fa crescere le imprese, aiuta le imprese a far sì che lavorino sempre meglio. È un po' una rivoluzione, perché eravate sempre visti come la controparte, in realtà oggi diventate solo partner. No, siamo partner e lo facciamo volentieri, è anche un obiettivo che ci ha posto il governatore della nostra regione nel momento del nostro insediamento, che è quello di far sì che i nostri dipartimenti di prevenzione, gli SPISA in particolare, siano sempre più degli organi a servizio delle imprese, perché queste crescano, lavorino in sicurezza, lavorino bene e non ci sia bisogno di sanzioni, non ci sia bisogno di ulteriori controlli. Siete coinvolti direttamente in questo progetto che vuole migliorare la sicurezza nelle imprese artigiane, che sono un mondo un po' particolare, e voi volete cambiare questo vostro ruolo da controllori e meri controllori a partner per avere un risultato migliore. Sì, purtroppo la parte controllore permane. Certo che noi vogliamo aumentare la parte di assistenza alle aziende, perché ci rendiamo conto, da una parte le aziende hanno tante difficoltà, tanti problemi, lasciamo perdere aspetti economici, ma proprio organizzativi interni, quindi noi vogliamo aiutarli a camminare su quella strada, anche da parte nostra chiarendo quali sono i criteri con cui noi applichiamo le norme, per quindi dare il più possibile una certezza, diciamo, di quali sono le cose che vanno fatte in azienda, quindi lavorando insieme con loro sul versante chiaramente dell'assistenza. Poi ci sono i consulenti che fanno il loro mestiere di assistere l'azienda direttamente sul campo. Questo è un obiettivo che noi ci poniamo, ma racconto un po' un aneddoto. Tempo fa, cioè ormai un paio d'anni fa veramente, in una grossa azienda, una multinazionale nella nostra zona, un giorno sono andato a fare una verifica e, parlando con il responsabile della sicurezza aziendale, questo mi dice: adesso devo parlare con un mio collega francese perché mi spiega che abbiamo un problema sugli scarichi. E allora poi mi dice: guarda, sì, l'ha risolto, ha parlato con l'unità sanitaria locale e quelli gli hanno spiegato come risolvere, perché gli ho detto: guarda, non venire, se vuoi, se ci fossero dei problemi aziendali, non parlare con me ufficialmente, perché avrei dei grossi problemi, perché poi devo gestire un'informazione che potrebbe essere un reato, quindi mi diventa un po' complicato, perché la legge italiana è fatta così, quindi va bene così. Però ho detto: ma scusa, ma perché se in Francia c'è la possibilità di utilizzare le competenze degli enti di controllo, non lo possiamo fare anche in Italia? Ovviamente, essendo noi enti di controllo,
dobbiamo stare attenti a quello che facciamo, non travalicare i nostri ruoli, perché dopo nella confusione diciamo, ci sono dei problemi. Però detto ciò si può senz'altro trovare un sistema che si possa essere di aiuto all'azienda, e quindi in questo contesto iniziative come queste che vogliono migliorare la sicurezza aziendale, noi ci crediamo e ci impegniamo, insomma, proprio perché riteniamo, come si diceva prima, che per modificare i comportamenti delle persone le aziende devono lavorare parecchio, e qualche volta il datore di lavoro deve anche un pochino scontrarsi con i lavoratori, quindi questa è una cosa che poca gente vuole fare, è una fatica in più, e certe volte però quando si vuole, allora se il datore di lavoro vuole imporre una maggiore produzione probabilmente è anche disposto a discutere con i suoi collaboratori, quando invece bisogna modificare comportamenti per avere una maggiore sicurezza, diciamo sono certe volte un pochino meno propensi alla discussione, quindi accettano quello che vedono. Ci racconti nel concreto cosa fa questo progetto? Allora, vediamo di entrare nella progettualità prevista dal COBIS. Innanzitutto partiamo dal titolo, sicurezza e partecipazione. Parafrasando il grande Gaber, significa che abbiamo bisogno dell'apporto di tutti per riuscire a raggiungere degli obiettivi di sicurezza occupazionale. Gli infortuni in questo ultimo periodo sono in diminuzione, però abbiamo ancora uno zoccolo duro legato alle misure comportamentali, a quello che può essere definito il fattore umano, cioè il fattore del soggetto all'interno dell'organizzazione. Allora abbiamo deciso di costruire una squadra che abbia delle motivazioni espresse, degli obiettivi da traguardare, delle regole da condividere, e attraverso questa squadra costituita dal sistema pubblico a prevenzione, dal COBIS, dalle associazioni, dalle imprese, dal sindacato, un piccolo contributo l'ha dato anche l'università per quanto riguarda l'aspetto tecnico-scientifico nell'elaborazione di quelle che saranno le misure e le procedure necessarie per affrontare un modello organizzativo. Il modello organizzativo sta alla base della gestione della sicurezza nell'ambito della quotidianità e lega i comportamenti delle persone all'interno di quelle che devono essere poi le misure di sicurezza. Quindi non solo aspetti tecnicistici legati a macchine, impianti e attrezzature che oggi sono sempre più all'avanguardia e sempre più tra virgolette a norma, ma legati a quelli che sono gli interventi da parte dei soggetti che a qualsiasi titolo entrano nelle nostre piccole imprese. La particolarità legata ai modelli di organizzazione e gestione è soprattutto quella che deve essere mirata come un abito costruito e praticamente predisposto su misura di natura sartoriale, potremmo dire artigianale, per ciò che riguarda le piccole imprese. I sistemi che attualmente esistono sono appannaggio di settori più organizzati, di attività produttive industriali. Quello che sarà un po' il nostro obiettivo è cercare di introdurre un modello che possa essere veramente adatto alla piccola e piccolissima impresa. Questo darà la possibilità di abbattere fortemente un premio INAIL con una misura del 28% per aziende che hanno fino a 10 addetti e quindi risparmiare una quantità, voglio dire, importante di risorse da destinare poi ancora una volta all'interno di quella che è l'azienda. Il progetto prevede di coinvolgere tutta la provincia di Venezia con azioni che poi coinvolgono le 4 ASL di competenza. Vi siete già partiti con quella di Mestre, avete qualche risultato, qualche incontro già fatto? Allora abbiamo già iniziato con Venezia, abbiamo fatto già 2 incontri, uno in Venezia Centro Storico, uno in Venezia Mestre. Direi che la partecipazione delle imprese è stata più che soddisfacente, il feedback che abbiamo avuto è un feedback veramente confortante che ci fa veramente dare nuova linfa vitale a quella che è l'alimentazione del progetto verso gli altri territori. Il COBIS sta mettendo molti soldi per la sicurezza e questo progetto fatto con l'università forse vi darà dei risultati interessanti. Sì, allora diciamo che questo è il nostro secondo progetto come provincia di Venezia. Su questo progetto crediamo molto perché come si evince dalla domanda abbiamo investito dei soldi, o meglio abbiamo chiesto un finanziamento attraverso la bilateralità, quindi sui contributi che versano le aziende, e abbiamo alcune decine di migliaia di euro dove vorremmo investirle sicuramente in questo progetto. Questo è un progetto che ci crediamo molto, un progetto importante, abbiamo voluto coinvolgere non solo le parti sindacali, datoriali o altro, ma anche l'Università di Venezia, siamo in collaborazione con lo Spisa come abbiamo visto oggi nella conferenza stampa per la
promozione del progetto, abbiamo il loro avallo, abbiamo l'avallo dell'INAIL, quindi stiamo andando avanti a tutta. Ecco, questo è lo scopo nostro, è quello di spendere le risorse proprio nella cultura, nella formazione, nella partecipazione delle aziende nell'ambito della sicurezza, con i loro lavoratori ovviamente. Si diceva che in realtà quello che sta succedendo in Veneto, a Venezia in particolare, ma sta succedendo in tutto il Veneto, è molto avanti rispetto al resto d'Italia. Sì, diciamo che noi siamo un po' orgogliosi di questo. La bilateralità veneta, è stato detto prima in conferenza stampa, nasce, la bilateralità generale nasce negli anni 90, ma nella sicurezza nasciamo nell'ottobre del 2003. Siamo stati il primo modello che ha creduto nella bilateralità, altri adesso ce lo invidiano, qualcuno addirittura ce lo vorrebbe copiare. Noi abbiamo dei numeri importanti, perché insomma, se a livello regionale contiamo di 36.000 aziende e di 130.000 lavoratori, insomma in provincia di Venezia abbiamo 20.000 lavoratori e 5.000 aziende, quindi abbiamo dei numeri importanti. Con il progetto vorremmo arrivare a toccare 1.400 lavoratori, quindi un numero altrettanto importante. Il COBIS è un elemento molto originale nella compagine nazionale, nel senso che lavora per la sicurezza nelle imprese artigiane che in realtà non hanno dei rappresentanti della sicurezza interni e quindi lo fate in maniera bilaterale e state avendo dei risultati molto interessanti e molto importanti. Certamente sì, è uno degli elementi importanti, un fiore all'occhiello soprattutto anche per le conquiste sindacali in questo ambito della sicurezza, catalogato in un settore particolare che è quello dell'artigianato, dove raramente le imprese superano i 15 dipendenti e sappiamo che quando abbiamo il deterrente dei 15 dipendenti i diritti sindacali è più difficile farli applicare. Abbiamo come possiamo dire, lavorato assieme con le nostre controparti a una soluzione importantissima e innovativa anche sul territorio nazionale. Siamo forse un fiore all'occhiello su quello che sono le conquiste sindacali e abbiamo costituito in tutto il Veneto 21 rappresentanti dei lavoratori che a tempo pieno tutti i giorni si applicano su questo tema della sicurezza. Nella provincia di Venezia siamo tre delegati, ognuno per le organizzazioni sindacali. Per CGIL, CISL e UIL siamo quindi tre rappresentanti che tutti i giorni attivano il confronto con le controparti, ma fanno anche un lavoro di promulgare questi accordi tenendo assemblee nelle aziende, quindi raggruppando i lavoratori e tenendo assemblee con i lavoratori, quindi una cosa importantissima. Questa cosa della collaborazione tra organizzazioni datoriali, tra organizzazioni sindacali, tutti assieme, riuscite ad avere anche un ruolo diverso nei rapporti con gli enti con cui dovete lavorare, nel senso che siete più ascoltati? Certamente anche gli enti quando vedono che c'è questa sintonia che non nasce da nulla, nasce da un lavoro a monte molto, molto importante in cui abbiamo costituito come rapportarci, nel senso qual è il progetto di come rapportarci. Quando ci presentiamo con questo sistema di relazioni, anche le nostre controparti, l'INAIL in primis, che da un primo momento ma chi sono questi? L'INAIL, le ASL e gli ispettorati del lavoro capiscono che la motivazione, la spinta emotiva delle parti sindacali e imprenditoriali creerà sicuramente un interesse affinché si rimuovano tutte quante le condizioni di pericolo nei luoghi di lavoro, ma non soltanto di pericolo, la questione della normativa delle malattie professionali e l'altro aspetto che la legge del decreto legislativo 81 punta, che è la formazione e coltivare la cultura della sicurezza.